Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Grazie a Sara Segantini e a Vera Mantegoli per essere qui presenti. Devo dire che quando ho letto questo libro ho avuto molte suggestioni. Intanto ho pensato a me 22enne o diciamo 17enne, 20enne. Noi facevamo le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, no? E adesso i ragazzi fanno le manifestazioni per il cambiamento climatico e proprio mi sono resa conto che sono due universi completamente differenti. Noi parlavamo di grandi ideali, ma anche ideali molto lontani. Alcuni di noi manco sapevano dov'era il Vietnam, però si manifestava. E invece voi manifestate oggi per qualcosa di più concreto, di qualcosa che tocca a voi ma tocca l'umanità intera e mi sembra, come dire, un atteggiamento oltre che più concreto, anche molto più responsabilizzante. I nostri erano grandissimi ideali, ma alla fine non ci imponevano dei comportamenti conseguenti, mentre le vostre battaglie, che sono anche le nostre, ma adesso parlo delle battaglie dei ragazzi, sono poi delle battaglie che condizionano la vita. È molto simpatico leggere che Alice a un certo punto, che si batte per la raccolta differenziata, la mamma le dice: va bene, allora visto che tu sei così esperta vai tu a fare la raccolta differenziata. Ma devo studiare, dice Alice. Beh, insomma, il cambiamento climatico non può aspettare e non può aspettare la tua laurea, quindi vai a fare la raccolta differenziata. E quindi sono comportamenti che impegnano tutti noi, impegnano i ragazzi ma impegnano anche gli adulti, creano anche qualche conflitto generazionale, perché alla fine noi siamo stati consapevolmente o inconsapevolmente, colpevolmente o meno colpevolmente, la generazione degli inquinatori. Noi siamo i figli del boom economico, di quello che non guardava all'ambiente, di quello che, come dire, ha prodotto l'inquinamento. E proprio qualche mese fa, parlando con Giannico Carofiglio, che ha scritto questo libro con la figlia, diceva che la figlia era molto, come dire, arrabbiata con la generazione del padre per quello che avevano o non avevano fatto. Ma l'ho trovato, in questo mi sono trovata molto simile a Alice e Sara, per il grande rispetto per la natura e per il fatto che la natura alla fine vince sempre. Ma non solo perché è più potente degli uomini, ma perché ha delle regole fisse e dei cicli che l'uomo non può sovvertire. Io sono una montanara, sono nata a Belluno, ci sono vissuta per tanto tempo, sono andata molto in montagna d'estate ma anche d'inverno, e facendo sci alpinismo tu devi adattare il tuo andare a quelle che sono le situazioni climatiche, la situazione della neve, la situazione appunto del tempo, cioè non sei tu che detti le regole, ma tu devi rispettare, e se non le rispetti le conseguenze possono essere fatali. E probabilmente noi questa natura l'abbiamo rispettata poco, perché da un lato è vero che ci sono degli eventi che sono, come dire, indipendenti da noi, i terremoti ad esempio, ma ce ne sono altri, ed è anche questo bello leggerlo nel libro, come Vaia, che sembrano indipendenti da noi, ma poi l'amica di Alice gli fa capire che non sono indipendenti da noi, che anche Vaia, che sembra un evento, come dire, così estemporaneo, ma è dipeso da scelte a monte fatte dagli uomini. E io devo dire che ho molta attenzione e anche molto apprezzamento per questi ragazzi,
E alla fine mi sono resa conto, proprio quando Alice dice che ha cominciato a canticchiare i 100 passi che è la storia di Peppino Impastato e del suo omicidio, con il quale la mia generazione è cresciuta nella lotta alla mafia. Mi sono resa conto che alla fine gli ideali possono essere diversi, ma se sono ideali giusti e coinvolgenti, alla fine ci accomunano tutti. E quindi grazie per questo libro, grazie per l'impegno e grazie per essere qui presente con noi. Grazie a voi. Buonasera. Sono Vera Mantengoli, ho il piacere e l'onore di parlare con Sara Segantin. Vi dico due parole di lei. Ha 26 anni e è nata sul delta del Po, ha trascorso la sua infanzia lì, poi si è trasferita nella Val di Fiemme in provincia di Trento, ha studiato a Trieste, ha avuto un'esperienza in America e attualmente è inviata per Geo e collabora con Radioscienze. Questo libro è il pretesto per ovviamente parlare di molti argomenti, inclusi anche magari alcuni argomenti che riguardano più il nostro territorio. Non siamo tantissimi, oggi c'era una delle più grandi manifestazioni a Venezia, a Mestre, dove ci sono moltissime associazioni e è proprio anche dal tema proprio dalle associazioni che vorrei iniziare. In questo libro quello che mi ha colpito è che c'è un continuo confronto tra l'immensamente piccolo, che siamo noi uomini, e questa natura che si rivela sempre per la sua invece immensità, per la sua grandezza. Quindi se da un lato noi forse con la tecnologia pensiamo di essere molto evoluti, di fronte a certi eventi ci riscopriamo estremamente fragili. Il racconto, il romanzo, che è molto bello, ve lo consiglio perché si legge anche molto velocemente, ma perché ti appassiona, è raccontato in prima persona e è proprio grazie all'esperienza di una ragazza che questa giovane Alice si rende conto dei cambiamenti climatici e del problema che sta vivendo la nostra contemporaneità. Quindi diciamo che Alice parte da una posizione indifferente o comunque non consapevole per poi ritrovarsi estremamente consapevole. Questo scalfire l'indifferenza, no? Che è anche nel titolo, volevo chiederti se a distanza di 2 anni cosa ne pensi se ancora questa esperienza la vivi ancora così e anche se effettivamente bisogna vivere un'esperienza per rendersi consapevoli oppure se questi problemi ambientali ormai sono così parte della nostra vita che non possiamo più essere indifferenti. Innanzitutto credo che il problema più grosso ancora dell'indifferenza al giorno d'oggi sia il senso di impotenza, che è veramente dilagante. Viviamo in un'epoca che pare essere scritta dalla parola crisi, crisi umanitaria, crisi climatica, crisi sanitaria, crisi economica, la guerra. E sotto questa parola tutto il resto pare svanire, no? Si parla della speranza come di una parola ormai vuota, di quella andrà tutto bene, di cui tutti abbiamo fatto indigestione in un modo o nell'altro. E di fronte a cui ci sentiamo veramente impotenti di fronte a delle elezioni in cui nessuno sa dove andare a votare, di fronte a un mondo che cambia a una velocità incredibile, a delle alternative che ci mettono di fronte la fine del mondo o la fine del mese. E questo senso di impotenza, secondo me, almeno da quello che ho vissuto, si combatte con i legami, con quelli che sono i legami umani, i legami di amicizia, i legami di rispetto, i legami di collaborazione,
quello che anche l'associazionismo in un certo senso fa è che ti fa sentire parte di qualcosa di più grande, di qualcosa che può cambiare. Perché mi piace tantissimo citarla, Margaret Mead diceva sempre: non dubitate mai che un piccolo gruppo di cittadini impegnati possa cambiare le cose, perché a conti fatti è l'unica cosa che sia mai stata in grado di farlo nella storia. E è quel passaggio da individuo a gruppo, a squadra, a cambiamento che può iniziare a fare la differenza in una complessità colossale. Almeno quello che ho cercato di raccontare io è proprio questa complessità, cioè quello che dobbiamo scalfire, a mio avviso, sono le semplificazioni, le banalizzazioni del caso, che sì, sono facili da portare sui media, sono facili da portare ai convegni, no? Perché dai bianco, nero, giusto, sbagliato, verità venduta a sottoprezzo negli scaffali dei discount, ma dopo ti rendi conto che la verità è più complicata, che la realtà è estremamente più complicata, e che anche quando parliamo di clima, parliamo di ambiente, parliamo di diritti umani, e che queste cose sono tutte interconnesse, e soprattutto che possiamo fare sì un discorso teorico globale, ma poi lo dobbiamo applicare alle radici locali, perché a Venezia sono i veneziani che sanno esattamente cosa succede e che sanno anche esattamente quali possono essere le soluzioni per cambiare le cose, e quelle stesse soluzioni saranno diverse in Alaska, saranno diverse in Antartide, saranno diverse nelle mie Dolomiti, saranno diverse in Sicilia, ma anche banalmente nella vicina Treviso o Trieste o Mestre. Le cose cambiano, no? in un quadro globale, da locale a locale essenzialmente, e questo confronto continuo, confronto anche discussione di prospettive diverse, secondo me è la chiave di volta se vogliamo veramente affrontare le cose e questi grandi cambiamenti in atto. E Sara Segantini è infatti una delle fondatrici di Fridays for Future. Nel tuo libro infatti questo mondo dell'associazionismo torna sempre, come dicevi tu, con molte complessità. Ci sono degli estremisti, ci sono delle persone che vogliono magari agire in maniera più impattante, altre che provano a dialogare di più. Rispetto per esempio all'esperienza di Fridays for Future, quali sono i risultati che questo movimento ha raggiunto secondo te? A me fa sempre sorridere quello che mi ha detto un amico, un ragazzo di Roma relativamente poco tempo fa su Fridays for Future, che quando se ne parla pare sempre che abbiamo dietro l'esercito di terracotta, no? Pare sempre che ci siano milioni di persone che fanno le cose. Fridays for Future è stata un'occasione, non è un'associazione, non è niente se non che una grande occasione. C'è stato quel 15 marzo del 2019 che è stato questo primo sciopero globale per il clima. Io mi ricordo che nessuno aveva ben chiaro cosa stesse succedendo, ma erano troppi anni in cui ci sentivamo veramente inosservati, non visti, senza voce a tutti gli effetti. Tanti hanno vissuto il 68, poi le manifestazioni per la guerra in Vietnam. Ci sono stati dei grandi movimenti civili anche da parte degli studenti che hanno fatto la storia a tutti gli effetti. La mia generazione non li ha vissuti, non li ha mai vissuti, e siamo cresciuti all'inizio in un mondo ovattato e poi in un mondo che pareva in un declino continuo, però talmente lento che quasi non riuscivi a prenderlo da nessun verso, no? E non sapevamo neanche da che parte cominciare, veramente non sapevamo da che parte cominciare. Quindi quel giorno scendere in piazza con i microfoni che non funzionavano in tante città senza i permessi, senza sapere bene cosa dire, cosa fare, quanta gente sarebbe venuta, anzi non si pensava che sarebbe venuta gente. Invece ce n'era tanta con delle organizzazioni della manifestazione veramente terrificanti, perché appunto ragazzini di 16 anni che andavano a chiedere i permessi e non potevano perché non erano maggiorenni, e che si trovavano poi con 4.000 o 100.000 persone a Roma magari da gestire. E c'era di tutto, c'erano adulti, c'erano bambini, c'erano anziani, il cosiddetto patto intergenerazionale, no? E ci siamo incontrati. Ha permesso di fare rete a livello nazionale e a livello internazionale. Sicuramente ha portato il discorso dell'ambiente
più alle orecchie di chi deve. In che modo poi questo venga gestito è un altro discorso, perché questo ha portato, sempre parlando di complessità, a speculazioni enormi, a semplificazioni, no? Alla ricerca dell'eroe. All'epoca, ma ancora, si cercava l'idolo, no? L'eroe che salverà il mondo, e se non salva il mondo lo demoliamo perché non va bene. Che anche questa è una modalità mediatica che troviamo spesso, no? Che tende a innalzare sul piedistallo oppure a demolire, invece di puntare sulla responsabilità dei cittadini. E come tutto, come i movimenti, è ondulatorio, nel senso che ci sono cani e porci come dappertutto, per carità, ma è anche questo il bello. E quello che mi ha portato in un momento così complesso è stato un'esperienza di crescita grossa, di confronto anche con i limiti, no? Che cerco anche di rappresentare, con le contraddizioni, con i litigi e i bisticci sulle cose inutili, no? Quando dici abbiamo tutti un ideale condiviso, ma ognuno ha un'idea diversa di come raggiungerlo, e a volte si perde il tempo a scannarsi fra di noi invece che veramente perseguire quell'ideale. Però questa è anche l'umanità. E è quello che vorrei, che cerco di raccontare, l'umanità profonda che c'è dietro queste scelte, che è fatta anche di ipocrisie, è fatta anche di errori, è fatta anche di contraddizioni, ma il coraggio, quello vero, è proprio quello di cercare di scalfire questa indifferenza e di mettersi in gioco a tutti gli effetti, e direi che è questa che è stata la grande opportunità. Cercando di entrare un po' più nei temi del tuo libro, e soprattutto tu parli, nel libro si attraversano veramente tutti i temi, dal consumo della carne allo scioglimento dei ghiacciai, quindi diciamo si attraversano proprio tutti i temi globali da un punto di vista molto umano e molto personale. E in questo periodo si parla molto di siccità, no? Quindi soprattutto qui noi nel veneziano ci stiamo già rendendo conto che molto prima di quanto pensassimo dovremo affrontare il tema della siccità, quindi ci si rende conto che dalle carciofaie ai cavolfiori le radici sono secche, quindi è un problema che è sempre più presente. E, la tua esperienza come inviata di Geo, no? Quindi magari tu hai sia un punto di vista nazionale che anche la tua esperienza da attivista. È un problema di tutta Italia? Lo state trattando? Che cosa ne pensi? Che tipo di politiche anche vengono proposte? Guarda, tornerei anzi un momento al punto che dicevi prima, no? Bisogna viverle le cose per rendersene conto, e partirei da questo, no. No, nel senso che questo ce lo dicono i più grandi studi antropologici e sociologici sulla psicologia della crisi, la sociologia della crisi, che tu in realtà, come succede anche alla protagonista con La tempesta Vaia, quando sei davanti a un'emergenza, ti brucia la casa, ti viene portata via, c'è l'inondazione, affronti l'emergenza e dai la colpa a chiunque possibile per questa stessa emergenza, perché hai bisogno di tutte le tue energie per andare oltre e non sei in grado di accettare psicologicamente di essere tu stesso il responsabile di questa cosa. Quindi la prima cosa che accade di fronte alle emergenze è negare la responsabilità e negare il quadro più complessivo. Quello che fa la differenza non è vedere e sentire il calore delle fiamme sulla pelle, è il quadro educativo, è la visione delle cose, gli schemi concettuali in cui li riesci a inserire a livello esperienziale, e è la narrazione. La narrazione non intesa solo come romanzi, come libri, ma il modo in cui parliamo del mondo, il modo in cui ci viene raccontato il mondo, il modo in cui esprimiamo la nostra visione di mondo. È proprio attraverso questa narrazione che noi riusciamo a ricondurre qui e ora anche dei fatti che sono grandi, come la guerra in Vietnam. È stato enorme, era lontano, ma l'abbiamo sentito col cuore, l'abbiamo sentito con la testa, abbiamo sentito che ci riguardava. E ancora adesso quella narrazione può fare la differenza. E per quel che riguarda la siccità, a maggior ragione, perché è un fenomeno complesso, è un fenomeno lungo, perché di siccità ormai si parla dall'anno scorso in termini proprio caldi, concreti, no? Quindi le persone sono stanche.
persone sono stufe. E c'è la guerra in Ucraina, la crisi del gas, i prezzi che sono alle stelle, e mi ci metti pure la siccità. È veramente insopportabile da gestire cognitivamente una quantità tale di informazioni negative. Ed è vero, c'è il lago di Garda con la portata ridotta del 35%, hanno anche ridotto l'uscita dell'acqua dalla chiusa di Salionze, dal Garda, proprio perché altrimenti si teme non ce ne sarà abbastanza per soddisfare la stagione irrigua. Ero a fare un sopralluogo proprio sul delta questo fine settimana e vedi veramente gli argini. L'acqua è bassissima, nella zona di Pavia sotto 3 metri sotto la media addirittura. Sì, siccità del genere ci sono state ancora, negli anni 60 c'è stata una grande siccità. Qua quando parliamo di crisi climatica, della frequenza degli eventi estremi, no? Del fatto che lo scandire delle stagioni viene meno e ci sono le bombe d'acqua e poi ci sono le grandi siccità. Per questo si collegano questi eventi al fenomeno più complesso della crisi climatica. E la problematica però in questo caso specifico non è solo la siccità. La problematica è che in Italia abbiamo una pessima gestione delle risorse idriche, abbiamo una grandissima dispersione dell'acqua potabile nel trasporto, che in certe zone arriva al 40% e più. Quasi metà della nostra acqua potabile viene buttata via perché abbiamo delle pessime condutture. Questo è terribile, no? Perché soprattutto in contesti in cui di acqua non ce n'è abbastanza. L'agricoltura ha bisogno di acqua, è un dato di fatto, ma spreca anche tantissima acqua, spreca quantità enormi di acqua o per impianti di irrigazione vecchi o proprio perché la spreca e basta e si dimentica i rubinetti aperti, succede. Gli allevamenti sono un altro fattore fortissimo di dispersione dell'acqua, quindi questi alcuni dei punti che fanno sì che questa siccità sia ancora più grave di quella che in realtà potrebbe essere con una buona gestione delle acque. E da qui si dovrebbe partire, quindi a sistemare queste dimensioni in modo che siamo più pronti ad affrontare dei fenomeni di difficoltà che toccano fra l'altro delle aree diverse in momenti diversi, perché in questo momento è soprattutto il nord Italia che sta vivendo i fenomeni di siccità, sono soprattutto le zone del Po, essenzialmente il Po, l'Adige, il Mincio. Al sud Italia hanno anche troppa acqua, in Sicilia, in Sardegna hanno avuto delle bombe d'acqua che insomma hanno creato non pochi danni e quindi questa alternanza, no, si sente soprattutto perché dove c'è carenza da un lato, dall'altro c'è l'eccesso e non si riesce a scambiare le due cose, non è che possiamo andare con gli autobotti a prendere l'acqua al sud e portarla al nord. E qua mi chiudo sul discorso delle soluzioni, no? Al di là di efficientare le infrastrutture. Si fa speculazione anche su questo, purtroppo, perché è uscito, non so se avete letto insomma, la notizia che con Coldiretti i fondi del PNRR si vogliono fare più di 10.000 invasi. 10.000 invasi che vanno da strutture collegate alle dighe a proprio dei bacini di cemento dove l'acqua dovrebbe restare di più. Questo crea, che poi toccheremo, penso anche il problema delle grandi opere, crea delle destabilizzazioni fortissime sul territorio. Se tu cementifichi, banalmente, rendi il territorio impermeabile, rendi il territorio alterato a livello di ecosistema, a livello di biodiversità, quindi non gli lasci il substrato organico che fa sì lui stesso di regolamentare i flussi dell'acqua. E in più consumi tantissimo suolo, che in Italia è un problema colossale e rischi di alterare i corsi dei fiumi anche col discorso delle grandi dighe e in certi casi questo può portare a una cattiva gestione di casi come piene inondazioni e alluvioni, quindi quando il problema diventa l'opposto. Cosa vuol dire? Gli invasi sono sempre male? No, anche qui ci sono dei casi in cui possono essere utili, però puntare tutta la nostra politica sul costruire invasi perché sono soldi, no? Puoi dare alle imprese e quindi fare ulteriori investimenti invece di investire alla radice dei problemi, che è più antipatico, perché andare a dire che in pianura padana le colture latifondiste che ci sono ancora purtroppo di un'agricoltura estensiva ma intensiva a livello di tipologie di raccolti hanno impoverito il suolo a tal punto che non c'è ritenzione idrica perché non c'è più substrato organico, non ci sono più le piante, la varietà di piante che sarebbero in grado di mantenere i flussi più omogenei, più costanti.
Questo è scomodo parlarne perché comporterebbe un rivoluzionare completamente la nostra organizzazione agricola, il che è estremamente complesso e è costoso in termini di investimento organizzativo, logistico e culturale, perché è anche tantissimo un fattore culturale. Quindi la siccità sì, può essere un'occasione per rivedere tutte queste dinamiche, ma se ancora una volta, invece che noi andare alla causa del sintomo, ci prendiamo 12 kg di aspirine o tachipirine per abbassare la temperatura e poi ci lasciamo le penne perché in realtà il problema era molto più grave, è questo il punto chiave a mio avviso. Quindi mancano dei medici seri. Manca la volontà di lavorare sul substrato culturale, nel senso che io ancora, quando c'era il ministro Cingolani, avevamo avuto diversi incontri anche con lui e lui parlava sempre in termini tecnici, no? A uguale B, dobbiamo fare questo per arrivare a questo, dati, numeri. Sì, ma le persone? Il problema è che noi ci muoviamo in un contesto che è umano, che è sociale e i numeri, i dati ce li abbiamo, gli strumenti, le soluzioni tecnologiche ce le abbiamo, ma di mezzo c'è la volontà degli individui che si trovano ad avere a che fare con un mondo che è complesso, con un mondo che cambia, con un mondo che va dall'alzarsi la mattina a gestire il lavoro, la famiglia, le amicizie e tutto quanto, a interfacciarsi con altri paesi, a interfacciarsi con altre realtà e a interfacciarsi anche con delle abitudini che sono estremamente radicate e con una paura di essere presi in giro che si è tanto più radicata per una cattiva comunicazione che è stata fatta negli ultimi anni su tantissime tematiche. E quindi in Italia non ci fidiamo più delle istituzioni, non ci fidiamo più o ci fidiamo poco dei canali mediatici, effettivamente ci sono degli stravolgimenti delle informazioni. E in tutto questo, se tu non agisci appunto per creare una cultura condivisa e un modo condiviso di fare le cose, agisci per imposizione, rischi di avere la rivoluzione, di ottenere l'effetto contrario, no? Quindi diciamo manca la partecipazione, il rendere i cittadini più partecipi. E riconoscere le cause. Ci sono delle esperienze positive in questo senso che tu hai vissuto, che tu hai conosciuto magari viaggiando in Italia, di situazioni in cui la politica riesce a coinvolgere la cittadinanza in un progetto? Io ho più visto la cittadinanza che riesce a farsi coinvolgere in un progetto. Per esempio a Brescia c'è una bellissima realtà, c'è un gruppo di ragazzi estremamente motivati che lavorando in maniera sono nati dal gruppo di Fridays for Future e sono diventati loro un'associazione specifica che ha lavorato capillarmente sul territorio, sono riusciti a pedonalizzare il centro storico e sono riusciti a inserirsi proprio nelle decisioni della politica locale, ma facendo pressione essenzialmente, dicendo noi ci siamo, coinvolgeteci. Poi ad altri livelli c'è qualche bel esempio nei paesi piccoli, vedo tanto, nei paesi piccoli anche al sud c'è qualche realtà, la Calabria banalmente, regione dimenticata, quando vai in Calabria ti rendi conto che è veramente dimenticata da Dio e dagli uomini. Morano Calabro è un paesino che si sta spopolando completamente, un paesino stupendo che se fosse nel nord Italia ne farebbero un museo. E lì lavorando con gli abitanti, con i pochissimi che ci sono, stanno riuscendo a fare delle politiche di rivalutazione locale, lo stesso nelle Dolomiti friulane, quindi comuni magari di Cimolais, Sauris e quelle zone lì. A livello di grandi città è più complesso sicuramente, anche perché effettivamente vai a Roma ti rendi conto, no? Ci sono 1000 quartieri, ognuno con un'esigenza diversa. Però qualcosina si muove, non possiamo negarlo, il problema è che lo sta facendo troppo lentamente, è un po' questa la questione. Senti, parlando con te, no? È venuto fuori che oltre ai problemi, diciamo, della natura, a volte sono anche le grandi masse di uomini che impattano sull'ambiente, no? E quindi ho scoperto, parlando con Sara, che lei ha studiato molto anche proprio la questione del turismo e noi siamo in una città che vive costantemente l'impatto del turismo sulla cittadinanza
E volevo chiederti se nei tuoi studi hai mai appunto affrontato questo argomento, anche magari banalmente proprio su Venezia, e mentre parlavamo di turismo non soltanto però appunto a Venezia, ma anche parlando del nostro territorio, anche nelle montagne sta cambiando molto. E volevo chiederti cosa ne pensi e anche in questo caso che cosa può fare il singolo. Il turismo muove 13% del PIL italiano, quindi è tantissimo, e il turismo internazionale ormai raggiunge 1,3 miliardi l'anno, quindi è come se l'intera Cina si spostasse per fare turismo praticamente, sono delle cifre colossali. E c'è una linea netta di separazione fra i siti sommersi dal turismo e i siti completamente abbandonati, che potrebbero trarre magari beneficio, ma che sono sconosciuti. E questo anche un po' per la comunicazione mediatica e social, che va, una volta che ha scoperto qualcosa, punta e batte solo su quello, e quindi quando tu cerchi le migliori destinazioni in Italia, le migliori destinazioni in Francia, quello c'hai la lista delle 10, 1, 2, 3, 4, e tutto il resto cade un po' nel dimenticatoio, soprattutto in un mondo che veramente è di corsa. Cioè ormai avere un mese per fare vacanza, chi ce l'ha? Ma chi? Cioè devi essere o ricco di famiglia, o cioè veramente hai una settimana, massimo 10 giorni, e quindi non hai il tempo di andare a studiare un mese prima la destinazione, leggerti libri storici, no? E quindi vai sempre negli stessi posti. E questo ha delle conseguenze gravi a tutti gli effetti, perché anche l'Alto Adige, Trentino Alto Adige, che ha una delle gestioni turistiche migliori in Europa a tutti gli effetti, sta iniziando a risentire dell'eccesso di turismo, anche se lì è tutto gestito con gli autobus, ampissime zone sono vietate al traffico, eccetera eccetera eccetera, inizia a vedere sempre più zone con divieto di parcheggio perché non c'è abbastanza posto, i limiti di ingresso di qua. A Venezia appunto avete un dibattito molto, molto acceso sul discorso degli ingressi. E lo stesso vale, io ho studiato molto il fenomeno delle isole. Le isole, quelle che noi conosciamo, famose, le Mauritius per esempio, no? O le Seychelles, le Bahamas, le Figi, Tuvalu, hanno dei problemi simili, no? Come Venezia è sommersa del turismo, soprattutto in certi periodi, lì hai queste isolette microscopiche dove arrivano delle masse enormi, soprattutto per i grandi alberghi, i viaggi low cost del turismo de massa, che le Mauritius sono sparite, sono completamente sparite. Se parli con gli abitanti ti dicono le nostre isole non esistono più, c'è cemento e discarica, delle isole adibite a discarica e delle isole adibite ad albergo con le piscine, quindi il mare praticamente neanche lo vedi. E lì sono state prese diverse misure, nel senso che le Seychelles, tornando a un'altra isola, cosa hanno fatto? Hanno alzato tantissimo i prezzi. Quindi è diventato un turismo estremamente d'élite, che porta soldi poi per la gestione dei parchi, per la gestione anche degli alberghi che possono essere più sostenibili. Limita i flussi, però diventa altamente discriminante, perché chiaramente diventa che le bellezze naturali, le bellezze culturali sono appannaggio soltanto di chi ha i soldi, in poche parole. Appunto il Trentino Alto Adige, che ha da sempre avuto un approccio, ci mostra un esempio un po' diverso, ci mostra l'esempio che dovrebbe essere quello da seguire di una località che è cresciuta in maniera sostenibile, perché sappiamo che riconvertire una località insostenibile è estremamente più difficile che nascere in un certo modo. Banalmente Lignano Sabbiadoro, i grandi lidi italiani, ma anche la Costa Smeralda, sono estremamente difficili da riconvertire in chiave sostenibile, perché tutti gli impianti, tutti gli edifici, tutte le strutture, anche le modalità di pubblicità sono fatte in un certo modo, e quindi la domanda, la richiesta delle persone che vanno là è di un certo tipo, che è molto più mordi e fuggi. È il caso di Venezia che lo vive in prima persona, perché effettivamente adesso, cioè, abitare a Venezia, da quello che mi dicono gli amici che hanno studiato qua o che hanno casa qua, è veramente difficile per chi ci vive. D'altro canto, chiudere completamente con i cancelli diventa quasi una gabbia dorata. Su questo io non ho la risposta, nel senso che il problema veneziano è storico, è un problema storico
che forse, come sempre, andava affrontato un po' prima, cercando di modulare un po' di più anche la gestione dell'offerta, cioè la tipologia di offerta per i turisti, no? Quindi cosa proponi, il tipo di attrazioni, il tipo di negozi, il tipo di tour. È anche vero che Venezia è bella, cioè è oggettivamente una città unica al mondo, e oggettivamente in tutti i dépliant sull'Italia che vedi, dall'Alaska a questo a quello, cioè io il mondo l'ho girato, ogni volta che vai all'estero ti vedono italiano a Venezia, Roma e Venezia, solo che Roma è grande, Venezia non è grande come Roma, e soprattutto ha dei problemi anche strutturali causati dall'acqua prevalentemente, che non sono facili da gestire. Secondo me in questo caso un coinvolgimento proprio diretto della cittadinanza dovrebbe essere fondamentale, perché sono i veneziani che vivono qua e che sono, volenti o nolenti, i custodi di questo territorio, perché sono loro che giorno per giorno lo vivono, lo sentono e lo gestiscono. Quindi se non c'è una partecipazione solida della comunità, secondo me è difficile che si riesca a trovare una soluzione per questo tipo di contesto, che è veramente unico al mondo comunque. Tu pensi che potrebbe cambiare la politica quando appunto persone magari della tua generazione, che sono molto più sensibili, come diceva prima la Presidente, a questi temi, se ci fossero delle persone che si ritrovassero proprio in un posto dirigenziale e quindi a fare delle scelte magari più consapevoli, perché la mia sensazione è che attualmente ci sia per esempio qui almeno, poi non so se il pubblico potrà confermare, c'è una grande richiesta di partecipazione, però c'è ancora poco dialogo, quindi mi domando se è un problema proprio generazionale, che magari appunto c'è bisogno proprio di persone della vostra generazione che arricchiscano anche la modalità di fare politica, oppure se è un problema strutturale che anche andando avanti difficilmente riuscirà a trovare una via di dialogo. Allora, io sfatterei intanto il mito della speranza nelle giovani generazioni, nel senso che, tornando, ci sono persone in gamba e persone meno in gamba in tutte le generazioni, e la nostra formazione, la nostra sensibilità è figlia delle generazioni precedenti, nel senso che l'ambiente, il clima, non è che ce li siamo inventati noi 2 anni fa, 3 anni fa, sono discorsi che vengono portati avanti da 50 anni, da 60 anni, su cui persone hanno speso delle vite intere. Quindi secondo me negare l'esistenza di queste lotte delle generazioni precedenti e dire è la nuova generazione è fuorviante, anche perché ci toglie appunto l'esperienza che noi non abbiamo di chi ha vissuto in realtà in contesti storici anche molto più complessi. È anche vero che quelle sono le generazioni al potere, non le nostre, e da questo non possiamo prescinderne. Detto ciò, è vero che forse noi siamo veramente cresciuti in un mondo che era già diverso, siamo cresciuti con tutta una serie di problemi che abbiamo vissuto sempre sulla pelle, non è che sono arrivati, e ci vediamo davanti una realtà che è in un cambiamento talmente vorticoso e veloce che ci fa molta più paura di quanto può farne magari a qualcuno che ha molti anni di più. Quello che secondo me potrebbe fare la differenza è iniziare veramente a dialogare e a coinvolgere, nel senso che io lo vedo sia nel mondo della politica ma anche nel mondo mediatico. Il mondo mediatico è blindato, basta guardare la televisione, l'età media è 60 anni, che ci può stare per l'esperienza, ma se non hai un dialogo e non hai delle voci nuove, delle visioni nuove, con tutti i limiti, perché non è che se sei più giovane sei meglio, se sei più anziano sei meglio, è semplicemente che visioni diverse integrate possono dare un quadro più aperto e più complessivo e possono far sentire anche più partecipi e più responsabili quelle che sarà comunque la classe dirigente di domani e che dovrà affrontare dei problemi colossali. E è una battaglia però veramente contro i mulini a vento, nel senso che effettivamente in politica o pare che scendi a compromessi non nominabili oppure ti buttano fuori, e nei media è estremamente difficile scalfire, no? La cosa, sono sempre gli stessi che girano, tu lo sai meglio di me, e su questo bisogna lavorarci sia sul locale che sul nazionale.
Nel libro mi collego a una riflessione che ti chiedo. Nel libro si parla di rivoluzione gentile, no? Che mi sembra molto un po' in sintesi quello che stai dicendo, cioè l'attenzione al dialogo, a non fissarsi su stereotipi, e nello stesso tempo però, come dicevi tu, c'è una realtà che sembra anche un po' ingabbiata in certi schemi. E volevo chiederti cosa ne pensi a questo proposito di questi nuovi attivisti di ultima generazione, no? Che sono questi giovani che pur utilizzando del materiale lavabile, quindi che si può pulire facilmente, comunque fanno delle azioni molto forti, no? Quindi imbrattano con del materiale che si può togliere, o dei dipinti molto famosi, o recentemente dei luoghi, delle istituzioni. Questo fa pensare che rivoluzione gentile sì, però loro dicono con la rivoluzione gentile non si va da nessuna parte. Cosa ne pensi? Io capisco l'esasperazione, sinceramente, perché è vero che dopo anni che fai cose propositive, positive, che ti impegni sul territorio, e a queste cose non viene data assolutamente nessuna visibilità, e ti rendi conto che l'unico modo per avere visibilità è fare azioni di questo tipo, e tutto il mondo dell'informazione e della politica ha confermato questa cosa, perché di tutte le iniziative positive che sono state fatte non ne hanno mai parlato. Infatti io scherzo sempre anche con i colleghi quando me lo chiedono, no? Ma questi, ma perché voi parlate di questi e non di tutti quelli che invece hanno fatto cose costruttive? Detto questo, non mi sento di esprimermi su un giusto o sbagliato di questa scelta, nel senso che non è stata comunque un'azione violenta, quindi io parto dal presupposto che la violenza non porta da nessuna parte. Non porta da nessuna parte perché noi parliamo di cambiare un sistema portandolo al rispetto, portandolo al dialogo, perché lo sfruttamento indiscriminato del mondo naturale e lo sfruttamento indiscriminato delle altre persone, degli altri esseri umani vanno a braccetto, quindi non è con la violenza che si combatte la violenza. E le rivoluzioni insegnano, perché le grandi rivoluzioni hanno divorato loro stesse e poi siamo tornati punto a capo e Robespierre è finito sulla ghigliottina con cui avevano ammazzato il re. Quindi, detto questo, appunto, le maniere di manifestare possono integrarsi, questo non è il mio modo, però appunto ci sono occhi diversi e capirli e comprenderli è sicuramente un passaggio importante. È una bellissima iniziativa che sto anche seguendo e affiancando, l'hanno avuta quelli di Fa la cosa giusta, che è una delle più grandi fiere della sostenibilità in Italia, che assieme a dei ragazzi di Fridays for Future hanno costruito un percorso di dialogo tra gli attivisti di ultima generazione e i direttori dei più grandi musei italiani, che avrà il culmine a fine marzo, con l'idea di ideare delle azioni condivise di arte e ambiente, in cui si vedrà, saranno i musei stessi a proporre delle opere da imbrattare, da fare imbrattare a degli artisti famosi, e questa secondo me... Dipingere e imbrattare, cioè nel senso, col concetto esporre delle opere che in pubblico verranno dipinto e imbrattate dai grandi artisti per protestare contro l'inazione climatica. E secondo me questa è una sintesi fantastica, se va in porto, e me lo auguro, di quello che dovrebbe essere, nel senso che arte e diritti umani, arte e ambiente, arte e attualità sono sempre state inscindibili, e quindi se effettivamente c'è un'alleanza fra tutte le parti sociali in causa è fantastico a dir poco. Quindi l'arte può giocare un ruolo fondamentale. L'arte è essenziale, no? Parlavamo prima di come capire le cose. Noi siamo esseri narratori. Noi quando respiriamo iniziamo a raccontarci e a raccontare. L'essere umano racconta storie da sempre, dalle grotte della preistoria ai racconti orali. Noi viviamo di storie, le storie visive, le storie lette, le storie ascoltate. È solo attraverso il nostro modo di raccontare storie che possiamo veramente costruire un'idea di mondo diversa.
A proposito di storie, no? Tu hai scritto diversi libri, Alica, Steps, questo, adesso stai per scriverne, per pubblicarne uno nuovo, Il cane d'oro. Affronterai sempre dei temi ambientali, ci puoi dire qualcosa? Sempre temi in cui te la prendi da tutte le parti in ogni caso. No, in questo caso parleremo del rapporto col mondo selvatico, che è un altro tema dibattuto al giorno d'oggi, perché col fatto che stiamo urbanizzando tutto e quindi ci troviamo a convivere molto da vicino con gli animali che per forza di cose si trovano ad avvicinarsi sempre di più ai centri abitati, a essere sempre più in confronto con quella che è la civiltà, con delle conseguenze non sempre banali. C'è stato il caso dei cinghiali che è esploso, ma anche non facile, soprattutto in Italia, è la convivenza con l'orso, con il lupo, che io ho una carissima amica dell'Alaska e che la storia dell'Alaska è estremamente realistica. Là hanno gli orsetti e quindi se tu vedi un orso urli, sono estremamente abituati a convivere con gli orsi, vai a fare le camminate, vedi i branchi di lupi e nessuno si scompone perché sanno come rapportarsi, no? Noi non lo sappiamo, lo abbiamo dimenticato e questo causa delle problematiche. Nello specifico io ho sfruttato la storia dello sciacallo dorato che è arrivato in Italia da pochi anni e ormai si sta espandendo anche andando parecchio verso sud. Ha iniziato dall'est, quindi dalla zona del Carso triestino, poi adesso è arrivato in Trentino, in Veneto, in Emilia Romagna e ha suscitato tantissime polemiche perché mangia le pecore, non mangia le pecore, mangia i caprioli, non mangia i caprioli. E quindi mettendo prospettive a confronto, ambientalisti, ricercatori, calciatori, cacciatori, non calciatori, chi estremizza da una parte e chi estremizza dall'altra, ho cercato di dare un quadro, come sempre di sollevare domande. Non do mai risposte, sinceramente, in quello che scrivo. Penso che i libri, che la comunicazione dovrebbe servire a fornire gli strumenti con cui ognuno possa trovare le sue risposte, non dare soluzioni. E torna sempre questo rapporto uomo-natura, uomo che vuole dominare ma nello stesso tempo a volte è dominato, deve trovare un dialogo, deve recuperare un linguaggio. Sempre una questione di relazione col mondo naturale, ma anche relazione fra le persone, che sono almeno per me inscindibili nelle storie, nei romanzi a maggior ragione. E ti vorrei chiedere, dato che stiamo sempre parlando di natura e di rapporto dell'uomo con la natura, noi siamo sempre in un contesto a Venezia dove da secoli l'uomo cerca di dialogare con la natura e leggevo pochi giorni fa un articolo di cui ho letto su Nature che dicevano che appunto è stato mandato un robottino in Antartide per vedere il funzionamento dei ghiacciai e si è trovato un ghiacciaio che è stato nominato ghiacciaio dell'Apocalisse perché è un ghiacciaio che è 150 volte più grande di Roma, cioè 150 volte Roma, e che si sta sciogliendo a una velocità molto più rapida di quello che pensavamo. E noi ci troviamo appunto in un'isola e da qualche anno abbiamo questa grande opera che conoscerai che si chiama Mose, che quando funziona ci dà l'idea di essere all'asciutto, però nello stesso tempo c'è qualcosa che succede fuori, là dietro alle paratoie. E gli scienziati però stanno già iniziando a pensare al dopo Mose. Volevo chiederti un po' che idea ti sei fatta di queste grandi opere che noi continuiamo a costruire e da un lato è vero che servono, dall'altro lato però è anche vero che tra una trentina d'anni già quest'opera sarà vecchia, quindi cambia anche il rapporto con il tempo, sta cambiando. E volevo sapere un po' che idea ti eri fatta e anche se si tratta di recuperare anche in questo caso un nuovo linguaggio per descrivere il paesaggio che ci circonda, perché mi sembra che alla fine questo sia una delle poche chiavi di lettura che proponi e che sembra che sia
l'unica strada o una comunque delle poche strade percorribili. Siamo in una situazione che è già molto avanti, nel senso che uno dei problemi delle grandi opere è che rincorrono un presente che è già futuro, quindi il Mose è già vecchio, banalmente, no? E quindi sicuramente è una toppa importante per una situazione grave. Però è un po' come in una barca che affonda, tu puoi iniziare a buttare fuori i secchi con l'acqua, ma devi riparare la struttura portante, perché sennò le falle si aprono sempre di più. E quindi in questo caso, e questo se ne parla anche alle grandi conferenze per il clima, e ne parla anche l'IPCC, che sono i più grandi scienziati climatici al mondo, che si riuniscono per parlare appunto anche dei problemi e delle soluzioni, che la strada che piace di più alla politica e che piace di più anche all'industria quando parliamo di problemi ambientali è quella delle nuove infrastrutture. Di costruire ancora per difendere, di costruire ancora per adattarsi, ma di costruire, perché così possono investire e continuare alla fine con lo stesso sistema, dipinto di verde, come è stato fatto da molteplici aziende, però costruire con lo stesso meccanismo. Questo non serve a niente? Non è vero, ci sono dei contesti in cui l'adattamento è fondamentale, perché i danni sono già talmente forti, talmente visibili, come effettivamente è anche a Venezia, ma come può essere in Pakistan, come può essere a Jakarta che sta andando sotto acqua, a Miami. Ci sono dei contesti in cui la situazione è gravissima e devi salvare anche delle vite, e quindi metti delle toppe, e quindi un certo tipo di strutture possono funzionare, ma sono provvisorie, sono soluzioni puramente provvisorie. E il caso di Venezia è lampante, nel senso che il Mose adesso funziona per grazia divina, nonostante la sua costruzione abbia comportato delle emissioni altissime e un livello di corruzione colossale. Ne fa un'analisi Roberto Mezzalama molto, molto approfondita di tutti i soldi che sono spariti nei lunghi anni di attesa per il Mose. Però se il Mose dovesse funzionare per 300 giorni all'anno invece che per 4, 5 o 10, cosa succede? E soprattutto Venezia è Venezia, ma Venezia si inserisce in un contesto che si chiama laguna, che è estremamente vasto, estremamente complesso a livello ecosistemico, a livello di flussi anche dell'acqua, delle maree. Tu non puoi sperare, che ci piaccia o no, di isolare Venezia dalla sua laguna. Venezia è la laguna, e quindi il Mose in un certo senso cerca di mettere sotto la teca di vetro, e senza considerare tutto il mondo che lo circonda in pratica, no? E quindi il Mose c'è, il Mose per ora funziona. Ciò non toglie che se noi non prendiamo dei provvedimenti alla radice ancora una volta, Venezia è destinata a sparire qualche anno prima o qualche anno dopo, ma rischiamo di avere i tour subacquei nella Venezia di altitudine, cioè rischia di diventare Atlantide. In tanti paesi ormai Venezia la descrivono come Atlantide, così come sta succedendo a tante isole. Per questo facevo prima il paragone a Tuvalu, che è un'isola che ha mezzo metro, alle Maldive anche, di altitudine media. Li stanno già sfollando, e loro hanno iniziato a costruire grandi opere e dicono: noi non vogliamo andarcene, come credo, spero anche i veneziani. Cioè la tua città è la tua città, al di là di quanto possa essere bella Venezia per gli altri. Il posto dove sei nato, dove sei cresciuto, dove hai vissuto, non sarà mai uguale a tutti gli altri. E quindi adoperiamoci anche per risolvere i problemi scomodi, invece di cercare di buttare. È come proprio buttare cemento, no? Buttare cemento sulla melma, ma se la melma continua a affondare, a scorrere, non ha delle fondamenta solide, tutto quel cemento non fa altro che pesare ancora di più e creare ancora più danni. E quindi stiamo attenti. Fra l'altro, grandi opere in alcuni casi possono avere un senso. Poi accennavamo alle Olimpiadi, no? Ci sono dei casi in cui non hanno proprio nessun senso logico, e lì è ancora più grave. Soprattutto, l'Italia è uno dei posti più densamente popolati delle civiltà occidentali, e te ne rendi conto quando vai negli Stati Uniti, quando vai in questi grandi terre infinite dove non vedi la civiltà per chilometri. Qua non c'è un posto dove non vedi una luce, dove non vedi qualcosa. Siamo tanti, abbiamo tante infrastrutture, in città diffusa a tutti gli effetti. Continuare a costruire, insomma,
può avere delle conseguenze non da poco. Ci ha fatto piacere averti e soprattutto perché sei molto competente e ci hai dato molti spunti. Ma quello che trovo importante, che spero che tutti ci portiamo diciamo a casa, è che in mezzo a questo scenario molto difficile hai dato due chiavi, due strumenti, che sono quello del dialogo, che mi sembra importantissimo, perché quante volte anche noi nella nostra vita ci ritroviamo, come dicevi tu, o arrabbiati o non completamente propensi ad accogliere quello che pensa l'altro. Quindi già questa chiave di questo strumento di ascolto di più dell'altro mi sembra molto importante, e soprattutto anche la potenza, dicevi, dei legami, no? La potenza dei legami, la potenza che si possono tradurre in realtà associative o comunque in persone che sono attive e vogliono essere attive. Quindi questa è una consapevolezza che forse il cittadino dovrebbe avere sempre, perché non è vero che poi è così impotente, come dicevi tu, se vuole. Poi non so se magari adesso è già da un po' che siamo qui, che parliamo, non so se avete piacere magari di dare un feedback a Sara Segantin, se c'è qualcosa che vi ha colpito, prego. Buonasera. Dunque, quanti anni ha lei? 26 appena compiuti. Perfetto. Io ho cominciato a parlare di ambiente e di problemi climatici 26 anni fa. Come passa il tempo? Dunque, allora, faccio un esempio per dire qual è l'interesse per certi problemi anche in una città come Venezia. Colgo l'occasione perché c'è la collega della Nuova, perché qualche mese fa la Nuova è stato l'unico giornale veneziano che abbia evidenziato una proposta incidentalmente del sottoscritto, che è stata portata avanti dalla consigliera Tonon, per fare in modo che i negozi di Venezia in piena estate non tenessero le porte aperte. Esatto. Incidentalmente la Nuova è stata l'unica che ha dato la notizia. È passato un ordine del giorno nel Consiglio Comunale, il quale se n'è fregato bellamente. Ecco, non solo, i commenti dei commercianti veneziani erano: per l'amor di Dio che se teniamo le porte chiuse poi i clienti non entra. E ci fu una levata di scudi proprio dei commercianti di Piazza San Marco su questa faccenda. Firenze, città turistica come Venezia, ha adottato una delibera che multava di 500 euro i negozi che lasciavano le finestre aperte. Sono gli stessi negozi che chiedono, negozi, esercizi commerciali, che chiedono allo Stato i contributi perché l'energia costa troppo, stiamo spendendo troppo di energia, vogliamo i soldi per essere aiutati, e sono gli stessi che lasciano le porte aperte. Allora, questo non è col dialogo. Con certa gente il dialogo non funziona, purtroppo. Purtroppo. Quando una città ha la mentalità della monocultura turistica, quando mette davanti il turista di fronte al cittadino, a questo punto si fa fatica a portare avanti un dialogo. 20 anni fa io ho fatto vincere alla città di Modena il Climate Star. Esiste ancora. Questo vuol dire portare un'intera città ad una mentalità di sostenibilità climatica. Ma questo chiede contatto tra i cittadini e il governo dei cittadini e il comune, eccetera. Per chiudere,
semplicemente dire sì, il dialogo funziona, ma funziona se c'è un governo, non un governo centrale, ma un governo nel senso di organizzazione, nel senso di gestione del pubblico, ecco, una sensibilità di gestione del pubblico che riesca a guardare un passo o due più avanti. Ecco, in Olanda le dighe sono state alzate di 80 centimetri nel 1998 è uscita la legge, perché nel 97 è stato fatto il protocollo di Kyoto. Nel 98 gli olandesi hanno detto, cavolo, se il mare si alza l'Olanda sparisce, e hanno cominciato ad alzare le dighe di 80 centimetri. Quindi, anche per dire, non sempre è un movimento dal basso che sensibilizza il governo. Qualche volta sono anche i governi che effettivamente danno degli indirizzi corretti. Grazie. Assolutamente, anzi grazie per l'ottimo commento. Comunque, secondo me, cioè, il discorso del dialogo dovrebbe essere no una cosa che a giochi fatti dice ma forse quindi, e pensi di cambiare completamente la mentalità delle persone con un discorso. Cioè è qualcosa che si porta proprio nel substrato educativo di un paese, nel senso che è un percorso. Il problema adesso in Italia è che siamo tardi in questo percorso. Banalmente sull'energia, l'Agenzia Internazionale dell'Energia diceva all'Europa che doveva essere autosufficiente o comunque essere pronta ad affrontare delle crisi già negli anni 70, e noi le energie rinnovabili avremmo dovuto finire di installarle 20 anni fa. Quindi partiamo da una mentalità del cittadino, della cittadina italiana, che è radicata su un certo tipo di modi, di abitudini, di precetti e di preconcetti. E il serpente che si morde la coda è che il governo, che ci piaccia o non ci piaccia, lo famo noi, e il governo influisce però il nostro modo di pensare attraverso le leggi, attraverso le politiche, eccetera, eccetera. E quindi può diventare, e sta diventando, un circolo vizioso, perché si condizionano reciprocamente in maniera negativa. Riuscire a mettere quel qualcosa che blocchi l'ingranaggio e ne inverte il senso, secondo me in Italia è la grande sfida, e la grande sfida implica un cambio di mentalità, che non vuol dire che non ci debbano essere delle misure più rigide, più strutturali, più forti in un certo senso, ma che queste misure si devono inserire in un percorso culturale, perché sennò viene fuori la rivoluzione. Cioè se tu non fai un ragionamento con, mettiamo, tutti i negozianti di Venezia per cercare di fargli capire le cose, e vai da un giorno all'altro, ti do la multa di 1.000 euro, questi ti sparano. Se non c'è un percorso, se invece c'è un percorso e poi arrivi a quella soluzione che, se non condivisa all'unanimità, almeno è compresa e in parte o spiegata, ci sono più possibilità che funzioni. Poi, per carità, funzionerà sempre? Probabilmente no. È facile? Assolutamente no. È per quello per cui per la maggior parte delle volte non si fa. Però secondo me è un passaggio necessario, se no ci sono i gilet gialli che abbiamo visto come... Mi chiedevo anch'io una cosa rispetto a questo argomento del dialogo, no? Tu hai sollevato un aspetto molto importante, è quello della comunità, cioè la comunità è il luogo dove effettivamente le sfide dell'ambiente si possono affrontare in modo più consapevole, no? Hai citato anche le comunità, alcune comunità in Alto Adige, piuttosto che alcune comunità in Sicilia che hanno questa sensibilità, e anche Venezia dovrebbe averlo ovviamente, cioè le persone vivono questi temi ambientali e sociali e hanno la sensibilità per affrontarli. Ma secondo me questo limite anche del dialogo attuale è anche un limite legato a un sistema politico, quello italiano in particolare, che sta dimostrando una visione sempre più breve, di più breve periodo, mentre probabilmente le sfide ambientali sono tutte sfide di lungo periodo. Pertanto probabilmente il limite più grande non è solo, è anche assolutamente quello delle comunità che stanno sparendo, no? Quindi perché le comunità stesse probabilmente denunciano sempre di più un calo di rappresentatività nei governi locali, nei governi regionali e nazionali, ma è anche proprio un sistema che rispetto in particolare alle sfide ambientali non è più all'altezza.
come visione. Se noi guardiamo i nostri governi, gli ultimi governi, ma anche quello attuale, hanno avuto veramente una vita molto breve e sempre di più hanno programmi che sono legati a degli interessi particolari di parte. Sì, assolutamente, nel senso che le sfide della crisi climatica tu investi nei primi 4 anni e dopo vedi i risultati dopo 10, invece i governi durano 4 anni e quindi non vogliono spendere e che dopo raccolga l'opposizione, perché non è insomma parte del nostro sistema governativo. E questo si aggiunge al fatto che c'è una modalità comunicativa e anche un contesto economico che è estremamente divisivo, perché ci si ritrova, pur condividendo gli stessi idee, avere addosso rabbia, avere addosso frustrazione, che sono comprensibili effettivamente, che sono comprensibili ma che sono controproducenti e che vengono alimentate, perché divide e timpera, lo sappiamo, cioè sono veramente sempre più alimentate, soprattutto in un contesto in cui i soldi sono pochi. L'Italia è in grave difficoltà per tutta una serie di concause, di mala gestione ma anche di sfortuna, eccetera eccetera, e ci riporta ancora una volta all'origine, nel senso che noi non possiamo, come diceva Einstein e lo citano tutti, risolvere un problema usando lo stesso metodo che ha creato quel problema. E noi il fatto delle infrastrutture, che non sempre sono sbagliate però ci riportano a questo, cosa facciamo? Le auto inquinano, sostituiamo tutte le auto con auto elettriche, non riduciamo il numero di auto, investiamo nei trasporti e le poche auto che restano le facciamo elettriche. Costruiamo pannelli solari dappertutto, pale eoliche dappertutto e anche il nucleare, perché così avremo energia infinita. Non riduciamo i consumi e i consumi ridotti allora li possiamo coprire con le rinnovabili, investiamo nelle rinnovabili, no? Banalmente. Riconvertiamo tutto il settore della moda in green, con poi tutto quel che comporta il termine green. Non il sistema della moda così come adesso non può reggere, quindi dobbiamo limitare, aumentare la qualità e limitare il numero dei prodotti, quindi cambiare il sistema. Lo stesso per l'alimentazione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè se noi non agiamo proprio sulle regole del gioco e cambiamo il nome del gioco, le figurine sulle carte, come fanno con i ministeri ogni volta che cambiano partito, che paiono a tema, sicurezza energetica e la prossima sarà la forza a tema guerre stellari, cioè non cambia il fatto che quella cosa funzioni o no se gli cambi il nome. E secondo me questo poi va a detrimento della comunità, che non capiscono più niente, perché le persone poi si convincono di poter fare la stessa vita chiamandola con nomi diversi, e quindi comprare il barattolo green invece che quello viola, e che quindi va bene. E purtroppo non è così, e per questo dicevo il cambiamento proprio radicale a livello culturale, che non vuol dire un cambiamento radicale che dobbiamo camminare sulle mani invece che sui piedi, però cambiare prospettiva, fare uno shift all'inglese, un cambiamento di sguardo, secondo me sì, e questo cambia anche la politica, perché comunque la politica la facciamo noi, per carità, che ci piaccia o no, che poi arrivino su dei partiti che non sappiamo chi votare, però siamo noi che ce li abbiamo fatti arrivare su, in un modo o nell'altro, fregandocene o non fregandocene, e se non cambiamo visione continuerà a autoalimentarsi, anche, e qui chiudo, scusate, ma nelle contraddizioni, nei film bellissimi che fanno vedere la solidarietà, l'amicizia, eccetera, eccetera, e poi in dei modelli culturali che portano al successo, al massimo l'individualismo, il consumismo, chi si fa più vedere invece della sostanza, e che quindi portano anche i più giovani a non capire più niente, perché tu gli dici la solidarietà, l'amicizia, eccetera, ma hai successo se fai le scarpe a quell'altro, e questo crea confusione, e dalla confusione doppi messaggi che sia a livello affettivo che a livello politico fanno un sacco di danni. Parlar chiaro potrebbe essere una strada per cominciare, no? Parlar chiaro alle persone. Grazie.